Benvenuti ad una nuova lezione di Stampatello Siciliano, la lingua che ti dà una mano. Oggi spieghiamo la salsa di pomodoro. Salsa di pomodoro. Al sud Italia si fa ancora a casa con amici e parenti. Ma perché? Le ricette sono tante, così come le varianti con cui puoi chiamare il pomodoro. Pomodoro, pomidoro, pomodoro. In America viene chiamato tomato, in Friuli tomato. Con noi siciliani si creano delle incomprensioni, come quando mio nonno in Friuli chiese "L'eruna ruchile pomodoro". Tomato. No, tosuaro. Dalle nostre parti non sentirai mai dire "Domani che fai? Facciamo la salsa di pomodoro". No, da noi il dialogo è "A domani che fai?". I bottiglie. E si apre un mondo. Sveglia alle 3 del mattino senza neanche lavare la faccia, caffè e via al mercato ortofrutticolo. Prendi i cascetead e torni a casa, dove ti aspettano nell'ordine mamma, nonna, sorella, nipoti, vicini di casa, compare, commare, cugini di primo, di secondo, di terzo grado, compreso il parcheggiatore che tu di solito saluti con un "ciao cusci". In quanto abitualmente così nominato, lui si sente in dovere di essere presente per fare i bottiglie. In teoria questi sono lì per aiutarti, in realtà però la loro presenza rimane un mistero fino alla fine della giornata. Prima operazione è spiricuddare i pomodori. Spiricuddare, togliere il peduncolo. Una volta spiricuddati, i pomodori si gettano in acqua per lavarli. Mentre lavi i pomodori ti accorgi che tua comare ciuciulia nell'orecchio di tua moglie da quando è arrivata e un pomodoro non l'ha toccato. I cugini di secondo grado e di terza generazione fanno TikTok sulla nonna che lavora più in reggimento di soldati e ripete: "Ma chi è su TikTok? Noi quando eravamo giovani con tuo nonno non c'era. Poi dopo il matrimonio ci fu il TikTok". I vicini di casa, non sapendo le abitudini, ripetono: "Diteci cosa possiamo fare". Lo zio Tanino sempre pronto: "Andate a prendere le arancine". Ma nessuno si muove perché quel giorno si mangia solo una cosa: pomaruaro. Quindi per colazione si prende il pomodoro più verde e si fa subito pane cunzato con olio e pomodoro. Una volta pulito il pomodoro, per facilitarne la cottura si comincia a schiacciare in quella che noi chiamiamo quarara. Ripetete con me: quarara. E il rosso comincia a schizzare dappertutto. Ora, se tutto l'anno stai attento a non macchiarti la camicia di salsa, quando fai i bottigli cerchi di macchiarla il più possibile per fare vedere che hai lavorato. Mio cugino addirittura se lo schiaccia direttamente di sopra. Sua madre gli dice: "Mimmo, ma che fai?" E suo padre: "Vabbè, ma lo sai che tuo figlio è schiacciato". Il falaro della nonna invece riporta lo schizzo nella sua naturale esplosione. Il falaro della nonna è un Van Gogh, ha uno stile impressionistico, nel senso che fa impressione vedere quanto lavora. È un museo vivente, insomma il quadro più famoso di Pollock. È un falari mia nonna. Quando vedi che il pomodoro ha fatto la schiumetta e ha cucinato il giusto, lo comincia a setacciare, ovvero, attenzione allo scioglilingua, passi u pomaruaro un to passa pomaruaro. Una volta passato u pomaruaro un to passa pomaruaro si rimette a bollire per poi andare nelle bottiglie che torneranno a bollire a bagnomaria per la pastorizzazione. E ora di pranzo quindi ci sta come antipasto una bruschetta al pomodoro, una caprese di mozzarella e pomodoro, un piatto di spaghetti al pomodoro e si riparte. Stessa fatica, stesso giro, stessa corsa, convivialità, caldo, passione, erotismo, i bottiglie. La nonna comincia a regalare qualche bottiglia a questa pletora di lapardei sperando che se ne vadano a casa propria, mentre come tutti gli anni comincia ad esclamare: "Isto è l'ultimo anno che lo faccio". No, troppo travagliato. Ma non è vero. Ogni anno torna l'estate e la voglia di pomodoro e tutti i lapardei che intanto sono già spariti e si svela il mistero. Ecco perché si arrecampano tutti, non per aiutare, ma per fottersi qualche bottiglia. Ci vediamo alla prossima puntata di Stampatello Siciliano, la lingua che ti dà una mano, se non ce l'hai sporca di pomodoro. E la mia casa è Piazza Grande.